un dibattito su lingua e storia, interessanti perché facevano vedere anche come praticamente si possano portare dei contenuti anche dalla società civile che lavora, si attiva e produce delle cose utili per impostare il cambiamento. Abbiamo proseguito poi con un dibattito politico dove si sono confrontati segretari di partiti, movimenti che in qualche modo rappresentano l'alternativa all'attuale governo regionale. E oggi riprendiamo, in questi lavori mattutini, con un dibattito di nuovo sul nostro presente, sulla nostra concretezza, sulla nostra concreta vita quotidiana, sul fare impresa in Sardegna, sull'economia e sull'impresa in Sardegna. Tema fondamentale, non solo per il nostro futuro, ma anche per il futuro di credibilità che deve avere l'indipendentismo, perché non parlare di che cosa significa fare impresa in Sardegna è un po' come saltare il problema dei problemi, è un po' come dimenticarsi di quello che è l'attore fondamentale di un'economia moderna, di un'economia dinamica. E allora oggi ci troviamo con i nostri ospiti a riflettere su questo tema, a riflettere ed approfondire questo tema. Vorrei iniziare, prima di presentarvi i nostri ospiti, dicendovi che una mia amica che ha perso il posto di lavoro dipendente qualche anno fa, è una ragazza di Oristano, lavorava per l'Ultragas, una società che si occupa di distribuzione di gas. Questa ragazza a un certo punto ha perso il suo posto di lavoro e ha deciso di costituire un'impresa. Ha deciso di costituire un'impresa in un settore di grande interesse che è quello di città, e lo affronteremo questo tema da prospettive scientifiche differenti. Abbiamo Giuseppe Melis alla mia destra. Giuseppe Melis è professore universitario, un esperto di marketing, di impresa, di turismo, quindi un'esperienza che copre dei settori scientifici, ma anche dei settori delle filiere produttive vere e proprie di cui lui si occupa da tanti anni. Oltre a Giuseppe Melis avremo Laura Fois che si occupa di comunicazione, si è occupata di comunicazione per diverse società, da Sardegna Ricerca che è un ente pubblico, adesso si occupa della comunicazione di Sardex e ci parlerà di innovazione, di start-up. E abbiamo infine Giovanni Acquati, tra i fondatori di Banca Etica, esperto di finanza, che è collegato via Skype, spero ci senta. Giovanni, ci sei? Ci sei e ci... Non sento proprio tutto quello che dici, ma ci sono. Allora provo a parlare col microfono un po' più vicino, così mi senti? Sì, va bene. Ok, devo parlare col microfono più vicino e lo ricordo anche agli ospiti. Avremo Giovanni Acquati che invece ci andrà a scandagliare un altro dei comparti fondamentali. Oggi il costo del denaro in Sardegna è più alto che nel resto d'Italia ed Europa. Il costo del denaro è uno dei fattori, ma non è l'unico. Abbiamo tutta una serie di elementi importanti sull'accesso al credito che probabilmente Giovanni ci aiuterà a capire meglio. Quindi questa riflessione a tre voci, che ci auguriamo poi prenda anche spunto dal dibattito e dai vostri interventi, ci permetterà di avere un quadro condiviso da cui ripartire e su cui metter mano. Io pregherei Giuseppe di iniziare questa riflessione sul fare... Soddisfatto se riuscirò a provocare qualcuno con le considerazioni che farò. Intanto, partendo dal concetto di fare impresa, l'impresa è una realtà che è legittimata ad esistere solo se ha clienti. O noi prendiamo atto di questa grande verità, oppure non è possibile fare impresa se pensiamo... E questo lo possiamo esplicitare considerando le tipologie di costi che un'impresa sostiene. Grazie. In che senso? Nel senso che se io prendo la stessa impresa che produce pomodori magari localizzata in pianura padana e la stessa impresa che produce pomodori localizzata in Sardegna, voi immaginate semplicemente di concentrare l'attenzione sul costo di distribuzione di quei pomodori in pianura padana o in Sardegna. Pensate che in pianura padana le strade sono tutte dritte ed asfaltate. Da noi magari l'azienda è localizzata in un punto dove per accedere alle principali reti di trasporto bisogna percorrere degli sterrati. Immaginate come questo si ripercuote semplicemente sul mezzo e sui costi di manutenzione del mezzo che deve portare quei pomodori dal punto della produzione al punto della distribuzione. Allora tutto ciò determina un maggior costo. Un costo che è colpa dell'impresa, se lo sostiene, non è colpa dell'impresa, è colpa o responsabilità
del contesto in cui quell'impresa è localizzata. Allora, questa è una tipologia di costo, e questo costo noi lo possiamo qualificare come un differenziale negativo che incide sulla gestione di ciascuna impresa. Allora, chi fa politica si deve porre il problema di rimuovere quelle precondizioni negative che rendono più difficoltoso fare impresa. Ma questo mi permette di dire anche un'altra cosa, che chi riesce a fare impresa qui in Sardegna vuol dire che ha delle capacità, delle qualità non comuni, proprio per i vincoli di contesto in cui siamo inseriti. E questo, ripeto, soltanto dal punto di vista del contesto. Poi ci sono le condizioni per fare impresa. La faccio molto breve, poi se qualcuno vorrà intervenire per chiedere chiarimenti lo farò ben volentieri. Le condizioni per fare impresa quali sono? Sono che il soggetto che ha questa ambizione, quella ragazza alla quale facevi riferimento tu, intanto abbia un'idea, ma poi riesca a dare forma a quell'idea. L'idea da sola per fare impresa non è sufficiente, perché l'idea può essere anche buona, ma il modo con cui poi quell'idea prende forma, chiaramente dello scienziato e la creatività dell'artista. Se si riescono a coniugare questi due aspetti, allora si riesce a fare impresa e quindi a legittimarsi, a fare qualcosa che genera valore per altri e genera valore anche per chi lo fa. Uno dei principi fondamentali del manuale di marketing che io uso a lezione è una citazione di Marco Aurelio che dice: se servi gli altri, servi te stesso. In realtà le imprese nascono per queste, per servire altri, per risolvere i problemi che le persone hanno, altrimenti noi non potremo godere di tutti i risultati che oggi ci permettono tutto sommato anche una vita molto, molto decorosa. Io per il momento mi fermerei qui. Grazie Beppe. Quando ci troviamo a guardare ad esempio il rapporto sull'innovazione in Europa che ogni anno Eurostat pubblica, ci ritroviamo di fronte a dei dati che ci fanno riflettere. In questo rapporto l'Unione Europea analizza quanto le regioni europee riescono ad essere innovatrici. In questo rapporto, se andate a vedere la Sardegna, no? Molto spesso troviamo la prosopopea dei governi regionali che dicono quanto abbiamo investito in ricerca a livello pubblico. Andiamo a vedere questi rapporti e scopriamo che invece la Sardegna si ritrova tra le regioni a basso livello di innovazione. Cosa significa? Significa pochi brevetti, poche registrazioni di brevetti, poco investimento in ricerca e sviluppo nel settore pubblico, pochi investimenti in ricerca e sviluppo nel settore privato. Troviamo che la Sardegna è addirittura sotto tante aree europee che molto spesso siamo soliti considerare molto messe peggio di noi. E allora poi ci ritroviamo invece piccole repubbliche appena nate, come ad esempio l'Estonia, che dal passaggio dalla cancellazione di democrazia del periodo sovietico si è ritrovata piccola repubblica indipendente a investire in ricerca, innovazione, a investire nell'ICT, a investire in innovazione e soprattutto nelle capacità dei giovani di fare impresa, e ci ritroviamo queste piccole realtà più piccole della Sardegna che hanno capacità di dinamismo eccezionali. E allora chiederei a Laura di parlarci un po' di innovazione e start-up in Sardegna, in maniera tale da capire un po' anche da cosa derivano questi gap che poi i dati statistici ci mettono in evidenza in maniera drammatica. Prego Laura. Cerchiamole però anche le nuove idee, cerchiamo di metterle a terra, nel senso ci sono adesso, vorrei concentrarmi su una particolare categoria di impresa, perché alla fine le start-up cosa sono? Sono delle imprese che stanno per nascere, quindi cosa succede? Che o muoiono o diventano altre cose oppure diventano impresa. Gli start-up non sono altro che i nuovi imprenditori. È cambiato solo il sinonimo, ecco. Le start-up innovative cosa sono? Sono delle società di capitali, che sono società nuove
costituite da non meno di 4 anni, che possono essere costituite anche in società cooperative, che hanno dei requisiti specifici, devono svolgere attività di impresa non più da 48 mesi, devono avere sede legale in Italia, a partire dal secondo anno di attività non devono fatturare più di 5 milioni di euro, soprattutto hanno come oggetto sociale esclusivo e prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Cosa succede? Che se vediamo, questi sono dati del registro imprese aggiornati a questo mese, sono pochine le start-up innovative in Italia, la Sardegna in tutto ne ha 82, si trova in una posizione di metà classifica. Se andiamo però a vedere la capacità di profondità delle start-up per provincia, Cagliari è sicuramente ai primi posti. Cagliari non è solo un distretto ICT, però sicuramente ha la maggiore concentrazione di start-up che fanno innovazione digitale. Se consideriamo poi anche il numero di start-up milionarie, cioè quelle che fatturano più di 1 milione di euro, la Sardegna è al primo posto perché ne ha ben 5. Sono a Binsula, che sede a Sassari, sono Dove Conviene, che conosciamo tutti, è una piattaforma dove si può fare shopping da casa, Noa Solution, poi c'è Applix e anche Sardex, forniscono chi più chi meno alle imprese un supporto in termini tecnologici, ma non fanno solo innovazione digitale. Il caso di Sardex, per esempio, è abbastanza, lo porto qua come caso di successo, perché non fa 2009, 4 ragazzi hanno studiato scenari e hanno anche inventato un panorama nuovo. Ecco cosa è importante anche, che nascano delle imprese che non per forza devono replicare altre realtà, ma creare nuovi scenari di sviluppo partendo da un paese come Serramanna, ad esempio, che oggi è una vera e propria smart city, perché se vediamo ha dei dati molto interessanti Serramanna, perché ci sono 31 aziende iscritte al circuito, il volume di fatturato supera il 1 milione di euro, c'è un negozio di parrucchieri, c'è una macelleria, c'è un supermercato che veramente realizzano degli introiti che veramente io quando ho visto veramente i dati sono veramente importanti. Qua ho riportato il numero delle operazioni e il volume di transato, e il transato è più 326% solo tra un anno e un altro. Questa è questo dimostra come una curva di valore di un'azienda del genere può veramente creare benessere nel territorio. Però ci terrei anche a dire che comunque le start-up non fanno solo non sono solo digitali, tecnologiche, o che comunque la cosa importante è che la tecnologia venga sfruttata come mezzo abilitante per per creare ricchezza, ecco, nel territorio. Ci sono molte altre start-up in Sardegna che funzionano. Un consiglio, vi invito a guardare le spin-off e le start-up incubate negli uffici di trasferimento tecnologico. A Sassari stanno funzionando molto bene, vi segnalo una, Farmasinara, che si occupa dello studio e della realizzazione di prodotti fitocosmetici ottenuti utilizzando le piante del parco dell'Asinara, che come sapete, tipo lentisco, licriso, hanno proprietà comunque protettive per la pelle, ed è un laboratorio che sta dentro le vecchie strutture carcerarie di Cala Reale, del parco. Quindi anche questo è un esempio di come comunque la Sardegna abbia a dire qualcosa sul progetto Inveritas, perché è un esempio di come fare rete in Sardegna si può perfettamente.
e possiamo essere anche noi stessi modelli di esportazione. Ve lo dico perché magari a volte insomma, sono cose un po' riservate, però lo voglio dire. A Sardex per esempio arrivano molte richieste da ogni parte del mondo di gente affascinata da questo modello che lo vuole replicare perché ha capito i benefici che può creare nel territorio stesso. E veramente riceviamo una mole assurda di mail, eccetera, ma questo dimostra come la mission comunque di un'azienda, di persone che fanno impresa può avere effetti veramente disruptive nel territorio. Grazie. Grazie. Grazie a Laura per gli spunti che avete saputo darci. Negli anni 90 la Sardegna esce fuori, anzi in Italia si esce fuori dalla stagione della Cassa del Mezzogiorno. Finisce la Cassa del Mezzogiorno, che sappiamo bene che significato ha avuto negli investimenti pubblici in Sardegna, dai poli petrolchimici alle altre strutture aziendali. Finisce la Cassa del Mezzogiorno e inizia un'altra stagione, quella della contrattazione della programmazione concertata. Quella stagione avrebbe dovuto segnare un passaggio epocale, nel senso che finiva l'aiuto di Stato verso la grande impresa e nasceva una stagione nuova. Quella stagione in Sardegna, invece, significò 3 contratti di programma per Saras. Cosa significa? Significa che in quegli anni in cui la Sardegna attraversava un periodo di grande trasformazione, gli anni di video online, di Tiscali, soprattutto la provincia di Cagliari e altre zone della Sardegna vivevano una grande esplosione di piccole imprese dell'ICT che stavano iniziando a costruire un vero e proprio distretto dell'ICT. Adesso a distanza di 20 anni sta ripartendo questo tipo di prospettiva, ma in quegli anni noi potevamo vivere veramente una stagione di grande anticipazione. Probabilmente. In quegli anni lo Stato, insieme alla Regione Sardegna, decidono di, invece di puntare su questi settori, decidono di destinare a Saras 300 milioni di euro in 3 contratti di programmi differenti per far sì... Grosso modo è questo. Sì, prego. Io non vengo da molto tempo qui in Sardegna, anche se non sono lì frequentemente, ho avuto modo di affrontare un po' tutte queste tematiche, stimolare anche tutta una serie di iniziative, gruppi, riflessioni sul tema della costruzione di lavoro. Certo è, se riesci per favore a girarmi verso il pubblico mi piacerebbe vedere chi c'è e magari guardarli in faccia le persone, se riesci, per favore. Eccola, bene, ciao a tutti, ciao. Ecco, il video non è molto perfetto, deve esserci un collegamento non perfetto, per cui non riesco a vedere in faccia bene le persone che ci sono, però mi piace guardare in faccia la gente quando parlo, no? Dicevo, avendo avuto questa possibilità di stare un po' con voi e parlare un po' con tutte queste problematiche, lavorare un po' su questo contesto, mi sono reso conto che c'è una situazione in Sardegna molto particolare e delle potenzialità molto grosse. Il contesto che io vedo è veramente un qualcosa che può essere, ci sono delle condizioni che possono permettere ai sardi stessi di prendere in mano la propria realtà locale. Questo di fronte a una situazione che comunque non è favorevole, lo sapete benissimo anche voi. Siamo in una situazione di diminuzione dell'occupazione, so che molti sardi se ne vanno ancora all'estero, sempre di più ancora a cercare lavoro, ma non solo sardi ma anche italiani. Ci sono situazioni in cui le banche vostre, pur avendo moltissimi risparmi, questi risparmi sono usati da altre parti e non nel contesto nazionale, sardo. Cavolo, mi sto abituando a usare le vostre terminologie, nazione sarda, Italia, Sardegna, bene, vedo che in qualche modo... e di conseguenza vedo che c'è una situazione quasi che mi trovo un po' abbastanza stranamente confuso, vale a dire, da una parte vedo delle potenzialità gigantesche e che i sardi ancora non si rendono conto di avere. Dall'altra parte vedo un contesto nazionale di cui la stessa Sardegna etica, non della finanza tradizionale per loro 35 anni,
Mi sto rendendo conto che ormai è la finanza a decidere le sorti del mondo, non è più né l'economia né il lavoro, anzi il lavoro ormai è considerato qualcosa di optional, perché tutto si fa in altro modo. È la finanza che decide le sorti anche degli stati. La Sardegna è dentro in questo progetto di globalizzazione del mondo, purtroppo. E la globalizzazione del mondo ha voluto semplicemente dire finora il potere di pochi che decidono sul potere di tutti. Quindi sempre più concentrazione di potere nelle mani di pochi soggetti che si ritrovano, decidono, fanno, disfano, e tutti gli altri non possono che subire queste angherie. Ora, in una situazione di questo genere, provate a domandarvi voi, io mi ritrovo spesso a fare delle riflessioni sul tema della macroeconomia e mi dico, accidenti, qua siamo talmente piccoli, siamo talmente dei granelli di sabbia in un deserto che sembra quasi impossibile poterne venire fuori. Io stesso mi ritrovo in certi momenti dal mio ottimismo generalizzato che ho sempre vissuto per 35 anni stimolando i vari soggetti a mettere in moto processi, mi ritrovo da qualche anno a essere anch'io un pochino più pessimista rispetto alle sorti non solo della Sardegna ma del mondo nel suo complesso. E allora sto cercando in qualche modo di capire quali sono dei percorsi, delle strade per poterne venire fuori, per poter in qualche modo fare in modo che i cittadini riescano a difendersi, riescano a trovare dei meccanismi attraverso i quali si possono ricreare contesti sociali interessanti, si metta ancora al centro il lavoro, non tanto un lavoro che è qualcosa di costruito per fare soldi, ma semplicemente un lavoro che permetta alla gente di sentirsi in relazione l'uno con l'altro, che permetta una facilità e una comunicazione tra i soggetti, che permetta un aiuto reciproco, una rete di solidarietà tra i vari soggetti. Quindi un lavoro che non sia semplicemente solo misurato a quanto io guadagno, ma a quanto procuro di benessere, costruire il proprio lavoro, aiutarsi reciprocamente. Se non si riesce a mettere in moto questi processi, che possono anche partire dai singoli comuni, dalle singole realtà del territorio, non è possibile assolutamente andare da nessuna parte, credo. E perché saremo costantemente vittime di questo concetto della globalizzazione, di questo potere della finanza in cui la Sardegna purtroppo è dentro, fortemente dentro. E tenete conto che coloro che hanno in mano queste leve del potere finanziario, che hanno poi in mano anche l'informazione del mondo, che hanno in mano praticamente la possibilità di decidere le sorti dell'universo, tra virgolette, perché il potere della finanza ormai è un potere determinante, non accetteranno mai che ci sia qualcuno che faccia delle eccezioni, modelli di autogestione, faranno una fatica terrificante, saranno sempre lì a lottare. Guardate la Scozia, per esempio, l'ultimo esempio, e chiudo questo primo momento con questo. Guardate la Scozia, io da quando ho cominciato la questione del referendum, già da 2 settimane prima, anche quando sì erano avanti, dicevo, è impossibile che riescano a vincere. Non lo so, ma ho una grande difficoltà, è impossibile che riescano a vincere i sì. Voi sapete quando è stato il momento cruciale del grande cambiamento, dal sì si è spostato verso il no? Il momento in cui la Banca di Scozia ha detto, signori scozzesi, se voi votate il sì, io prendo la sede della mia banca e la porto in Inghilterra. In quel momento ha cominciato a cambiare le sorti della votazione in Scozia. È un potere gigantesco, qui dietro ci vogliono i cittadini davvero convinti, ci vogliono tanti cittadini, per cui la cosa più importante per qualunque tipo di cambiamento è una profondissima azione culturale che deve essere sviluppata dai cittadini, ma una cosa è fondamentale, la cultura non si trasmette con le parole, l'indipendentismo non può essere una parola. L'indipendentismo sono azioni concrete quotidiane, azioni fatte con i cittadini, azioni che permettono ai cittadini di auto-organizzarsi, di creare lavoro, di creare iniziative, di creare processi. Cittadini
che anche cominciano a mettere insieme i loro quattrini e non li lasciano più nelle banche attuali, perché queste banche dove voi lo lasciate adesso, questo denaro lo portano da altre parti, non lo investiranno mai in Sardegna, mai. Allora, nel momento in cui si comincia a fare questo salto qualitativo e che partendo da voi comincerete a mettere in moto questi processi, comincerete a essere voi in prima persona ad autogestirvi il vostro denaro, ad autogestirvi le vostre imprese, a sviluppare i vostri processi, allora da lì comincerete a mostrare che il cambiamento è possibile anche a tutti gli altri cittadini. Credo che questo sia il punto di partenza fondamentale. Non so se ho detto qualcosa di fuori dal contesto, però questa era la prima cosa che volevo dirvi. Grazie Giovanni, grazie. Interventi e che sappiano confrontarsi con il territorio. Io chiederei, prima di far partire le domande dal pubblico, delle considerazioni dal pubblico se ci sono, chiederei di fare un giro molto rapido sul che cosa fare. Abbiamo parlato di tante cose, ma qual è la prima cosa su cui sarebbe necessario intervenire? Abbiamo parlato del ruolo dell'istruzione, che sappiamo essere un fattore, una precondizione su cui però si agisce nel medio-lungo periodo, no? Abbiamo i tassi di abbandono scolastico più alti d'Europa, abbiamo i livelli di laureati sul totale della popolazione tra i più bassi d'Europa, abbiamo dei dati che per cambiarli ci vuole un grande processo riformatore, un grande processo di trasformazione, di cambiamento di mentalità, degli interventi piccoli, importanti, che possono determinare un cambiamento di prospettiva, migliorare la nostra bilancia commerciale, cambiare il nostro approccio al saper fare. Chiedo un piccolo giro di alcuni spunti, interventi. Capisco che la domanda è... Da 100 milioni di euro e anche di più. Nelle scienze sociali, e l'economia è una scienza sociale, chiunque propone delle ricette sta millantando qualcosa che non ha ragion d'essere. Nelle scienze sociali vale la teoria della complessità, la teoria del caos, e tutto ciò a cui faceva riferimento prima Giovanni Acquatti è vero. Se non c'è una presa di consapevolezza, le cose non cambiano. Se noi viviamo, come dire, la nostra vita in maniera supina o semplicemente adattiva, le cose non cambiano. C'è stato un passaggio che per me è fondamentale: non basta parlare di indipendenza o di non dipendenza, bisogna praticare la non dipendenza, bisogna praticare l'indipendenza e bisogna farlo in modo consapevole, con gli atti che quotidianamente ciascuno di noi esercita. Intanto dobbiamo avere tutti una consapevolezza: siamo tutti consumatori, sì o no? Il nostro essere consumatori ci dà un potere enorme, se lo vogliamo e se lo sappiamo esercitare. Se nei nostri atti dei fitofarmaci il rischio è una multa di 150.000 euro, mentre in Spagna la multa che si rischia nell'uso di questi prodotti è pari a 100 euro, e quindi la differenza nel rischio è enorme. Allora, anche qui, noi consumatori, come ci comportiamo quando andiamo a fare la spesa? Abbiamo l'approccio di privilegiare, di sacrificare qualche centesimo in più per avere quel pomodoro prodotto da noi, piuttosto che quell'altro che magari, se sapessimo che è trattato in un certo modo, forse non lo compreremo neppure? Allora, questo è un problema di consapevolezza comune, che riguarda chi? Riguarda tutti gli stessi attori a cui facevamo riferimento prima, per cui le imprese spesso non hanno la forza di comunicare queste differenze dei loro prodotti, eppure lo dovrebbero fare. Se lo facessero, utilizzerebbero bene, per esempio, gli strumenti di marketing che aiutano in questa direzione. Quindi bisogna anche crescere nella capacità di utilizzare questi strumenti che oggi sono a disposizione, oltre che innovare. Perché rispetto al problema dell'innovazione, quello stesso imprenditore, che ovviamente aveva una visione molto ridotta del concetto di innovazione, ci ha detto: ma io in tutti questi anni ho speso un fior di quattrini utilizzando tutta una serie di leggi per innovare. Io ho gli impianti dal punto di vista tecnologico più avanzati che ci possano essere, eppure mi ritrovo in una condizione di debito, mi ritrovo senza mercato, mi ritrovo in condizioni di grande difficoltà. Allora,
per cambiare, in realtà dobbiamo cambiare tutti con i nostri comportamenti quotidiani e dare voce a quelle informazioni che purtroppo oggi non sono veicolate, ma il discorso del fare rete è uguale. L'esempio di Sardex per me è emblematico, perché riesce a creare valore in maniera congiunta rispetto ad altri. Non sono certo io a dover fare il panegirico di questa bella esperienza, ma voglio dire, i campi dove intervenire sono tanti, però non c'è un punto da cui partire, perché il punto astratto dovrebbe essere il governo, ma noi qui non siamo governo, quindi ognuno di noi ha una responsabilità che è individuale e di associazione e deve portare il proprio granello di sabbia. Gli studenti universitari nelle imprese. Cerchiamo di elaborare proposte, portiamole in regione nelle sedi opportune. Cerchiamo anche, un tema che mi sta molto a cuore, e vedo che perché ho molti amici che continuano a partire e a volte non riesco a dare consigli, soprattutto a quelli che non possono neanche pagarsi l'università e hanno però comunque un potenziale importante. Cerchiamo di elaborare idee e proposte che possano far coinvolgere questi ragazzi, perché li stiamo perdendo, perché il più delle volte poi questi fanno scintille in Europa e fuori e dobbiamo riprenderli. Non c'è problema, io lo stesso sono andata fuori, è preziosissima un'esperienza all'estero, di studio, di lavoro, di vita, però cerchiamo anche di tornare. Non so se il mio sia stato un caso fortunato, però sicuramente la consapevolezza che ho acquisito e il fatto che voglia rendermi a disposizione del territorio, sicuramente questo mi ha aiutato e spero che insieme possiamo. Ecco. Grazie Laura. Giovanni, ci sei? Sì. Eccoti. Io voglio continuare e completare quello che dicevo prima, vale a dire, anche perché per quanto ho capito anche quello che diceva Beppe, visto che purtroppo riesco a capire bene il credito, per cui ha tutte le caratteristiche per poter funzionare regolarmente, e il cui presidente è Obore Busta, voi lo conoscete, di Nuoro, che tra l'altro poco fa mi ha scritto, mi ha detto di salutarvi tutti perché lui è impossibilitato a venire in quanto c'è la figlia Vittoria appena nata, l'ultima nata, che è ammalata e quindi deve essere a casa, e vi saluta in ogni caso. Questo strumento è, secondo me, sono degli strumenti perfetti per essere in mano ai cittadini per avviare le proprie singole iniziative. Io credo che se partiamo dal presupposto, e se anche voi ormai siete convinti del fatto che il denaro sia al centro di ogni processo, anzi purtroppo è diventato il fine ultimo dell'esistenza, quindi l'ultimo dell'esistenza non è più quello di stare bene in relazione con le persone, avere dei buoni contatti umani, aiutarsi sicuramente, no, è diventato il denaro, perché quando uno ha il denaro sembra che abbia risolto tutti i problemi della sua esistenza, così che quando gli manca il denaro muore, sembra morto, non sa più dove sbattere la testa, perché si sono distrutti tutte le reti di solidarietà che invece voi, come soggetti del territorio, come persone che volete costruire una nuova realtà sociale in Sardegna, dovreste mantenere forti questi legami di relazione, di amicizia e di contatti. Accanto al modello di sviluppo sardo. E c'è un'altra cosa, quindi controllare il denaro attraverso anche Acanta o altri strumenti che poi verranno messi in atto. Non perché Acanta lo dobbiate controllare, perché non dovete partire dal principio del controllo di uno strumento, ma del controllo delle vostre... Di Gianluca Medas, di Francesco, di Andrea Congia, insomma avrete modo, lo presenteremo dopo meglio, quindi abbiamo il tempo per fare qualche intervento dal pubblico, rapido, alcuni hanno già chiesto la parola, quindi farei fare gli interventi a Fabrizio Palazzari e anche Stefano. Come? Mi alzo, sì. Perfetto. Buongiorno a tutti, sarò brevissimo. I 4 interventi hanno avuto un filo rosso che li ha uniti. Mi vorrei ricollegare
all'ultimo aspetto, che è come mettere in pratica quello di cui abbiamo parlato. E vorrei raccontarvi un progetto che di fatto è una messa in pratica di una attitudine che si ricollega all'intervento di Beppe Meris, ovvero come raccontare la verità che è dietro i prodotti che consumiamo. Partendo da questa domanda, con un amico che è antropologo, documentarista, io che sono consulente di direzione manageriale e un altro amico che ha realizzato un'impresa 10 anni fa in Sardegna, abbiamo creato il progetto In Veritas, che cerca di raccontare i prodotti e quello che un'azienda fa in termini di verità anziché in termini di fiction. Beppe ha parlato del caso del pomodoro spagnolo che viene coltivato con i fitofarmaci, mettendo in luce un aspetto che tutti viviamo. Quando prendiamo un pomodoro, di quel pomodoro conosciamo la storia che inizia dalla cassetta al nostro piatto, ma non conosciamo la storia che dalla cassetta è iniziata a monte dietro la cassetta, da dove arriva, chi l'ha fatto, come lo ha fatto. Unendo antropologia visuale e consulenza manageriale abbiamo trovato un modo per permettere alle imprese di raccontarsi e raccontare la loro storia, creare valore partendo dai valori che sono alla base del loro modo di fare impresa. In Veritas fa questo, è un documentario antropologico che racconta in termini di verità col documentario la storia aziendale, la declina in una storia testuale con un ebook che poi viene distribuito e da lì aiutiamo poi l'impresa a raccontare se stessa e a trasformare anche il suo modo di fare il budget in un budget basato sui valori. Questa è un'importante funzione sia commerciale, che permette di far capire alle imprese come farsi conoscere, ma anche educativo, e si ricollega al problema della leva di impresa di cui si parlava all'inizio. Molte volte non facciamo impresa, lo facciamo male perché ci mancano anche le storie da raccontare. Qualcuno vuole intervenire? Faccio un segno. Io sarò breve anche perché purtroppo devo andare, perché sto concludendo il mio soggiorno qua a Cagliari, però volevo fare delle brevi considerazioni contestuali, anche un po' eccentriche, diciamo, pur trovando molto interessante tutto quello che state dicendo, e quindi vorrei che non fosse, diciamo, recepito come contraddittorio, ma in ogni caso per me è importante avere non so, anche una visione, dico eccentrica perché è come se fosse una visione dalla distanza, diciamo, del periodo in cui noi viviamo, perché io sono convinto che diciamo, noi ci troviamo collettivamente in un momento di parabola discendente, quindi diciamo quasi come civiltà, io direi, una parabola discendente di un'epoca molto concreta e circoscritta della storia dell'umanità, che attraverso un uso, diciamo, indiscriminato di risorse energetiche fossili in particolare, ha generato, diciamo, delle aspettative, anche un funzionamento della società in cui l'abbondanza era un po' il contesto in cui noi ci muovevamo, no? Cioè E invece, appunto, noi credo che ci stiamo dirigendo verso, anzi forse siamo già in un momento in cui queste promesse o queste premesse non sono più valide. E questo secondo me ci deve spingere a ripensare l'economia, non più in termini appunto di eccellenze, non più, e che questa forma di innovazione sociale, ecco, sul punto concreto, io credo che veramente dobbiamo imparare di nuovo cosa vuol dire collaborare. Quindi in Sardegna, che è una cultura in cui forse noi abbiamo anche un difetto collettivo su cui dobbiamo lavorare, che è quello dell'invidia, dei risentimenti, noi dobbiamo lavorare molto sul fatto che quello che dobbiamo ricostruire è la capacità di lavorare insieme, di sapere che solo in questo modo possiamo trovare una via d'uscita per vivere nel nostro territorio come persone libere. Grazie a Stefano. Claudia, mi scuserai, dai veramente pochissimo tempo perché mi chiedono di chiudere perché deve iniziare lo spettacolo. Massimo, poi possiamo proseguire dopo se abbia. Grazie a Stefano. Buongiorno a Prego, tutti. Claudia. Okay. Allora, io parto dalla mia personale esperienza di piccola imprenditrice. Lavoro sul commercio online, commercio qualcosa che possono comprare tutti perché si tratta di mobili usati, quindi un qualcosa di molto facile a cui accedere e
che a tutti tocca. Nonostante questo c'è una diffidenza enorme per quanto riguarda il commercio elettronico, quindi il commercio via internet, che ha Sardex appunto, è una realtà che veramente con cui ci si scontra tutti i giorni, e questo parte da una semplicissima cosa, l'ignoranza, e l'ignoranza che poi si ripercuote anche sui piccoli imprenditori. Si parlava del fatto che da consumatori si debba diventare consapevoli di quello che si compra, di come si spende, di cosa si faccia, ma non lo si è da imprenditori, non solo da consumatori. E non parlo di quello che serve è il supporto all'imprenditorialità, non solo la formazione per il domani, ma il supporto a oggi per gli imprenditori. Io vedo morire, nascere, morire, risorgere, cercare di portare avanti attività vecchie 50 anni, come diceva chi ha parlato prima di me, ma anche come competere con me, per quanto magari abbia maggiori capacità di me stessa, no? Io mi ritrovo già a vendere anche all'estero, vendo anche fuori, perché capita, non mi tiro indietro davanti a niente. Internet apre tantissimo i mercati, ma li chiude anche, perché è molto più difficile vendere in un mondo dove la concorrenza è il mondo intero, non è solamente Cagliari, o Serramanna, o San Gavino. Questo bisogna insegnare, questo è da fare, formare gli imprenditori di oggi, quindi se avete già una rete, avete già gli strumenti, usate per questo, allora l'economia cambierà. E non solo una consapevolezza che potrebbe essere anche individualmente non accettata, ma semplicemente i mezzi, conoscere che cosa sia la contabilità, conoscere cosa siano i finanziamenti, il fondo perduto, le varie possibilità di finanziamento agevolato, non esiste questo. Questo agli imprenditori manca e magari le piccole amministrazioni potrebbero iniziare a fare qualcosa da subito. Ecco. Grazie. Grazie a Claudia. In questi anni ci si trova di fronte ad analizzare quella che è la situazione attuale della Sardegna e ci troviamo a dover analizzare come in questi ultimi 50 anni il popolo sardo sia trasformato da un popolo di produttori in un popolo di consumatori. Forse la grande trasformazione vissuta a cavallo degli anni 60, quel processo di modernizzazione vissuto dalle nostre società locali, dalla nostra società, è un processo che ha portato delle storture su cui noi adesso dobbiamo lavorare, dobbiamo incidere, dobbiamo intervenire e probabilmente con l'attivazione di una seconda grande trasformazione che ci riporti a diventare un popolo che produce il proprio destino. Oggi gli imprenditori e la parte dell'impresa è molto spesso abituata a pensare alla formazione come a un costo, no? Come a un costo piuttosto che a un'opportunità di nuovi mercati, a una possibilità per trovare anche nuove ricchezze e nuove possibilità. Noi dobbiamo attivare la seconda grande trasformazione della nostra economia, da un'economia del terziario avanzato, da un'economia del terziario non avanzato, dobbiamo passare a un'economia del terziario avanzato, dobbiamo ritornare a produrre anche nel settore secondario, se vogliamo usare quella vecchia distinzione. Io ringrazio tutti gli ospiti di oggi perché ci hanno permesso di buttare un po' di elementi sul tavolo e di poi poterli raccogliere. Noi ci attiveremo per attivare un laboratorio sulla politica di impresa e speriamo di avere il contributo da parte di tutti i partecipanti oggi a questo dibattito e ci auguriamo di poter essere anche
Ci siamo? Ci siamo, possiamo eventualmente convocare oppure lavoriamo noi, esatto, su Bentisi o Lenti Benni. Cominciamo? Cominciamo, Caterina? Siamo molto informali, eh? Bene, intanto ringraziamo dell'invito, noi siamo venuti volentieri come sempre, le nostre affinità sono l'appartenenza a questa terra, diciamo che ci unisce il vento, ci unisce la roccia, ci unisce la spina, ci unisce il campo di grano che fiorisce, ci unisce il suono della nostra lingua, ci unisce gli occhi che ci guardano, ci uniscono queste cose e questo va oltre ogni parola, è qualcosa di incomprensibile, è qualcosa che è antropologico. Questo spettacolo, di cui vi farò un piccolo resumé, nasce dalla lettura di un libro di tanti anni fa e finalmente siamo riusciti a costruirlo quest'anno, è lo spettacolo che in assoluto abbiamo fatto di più, nasce dalla meditazione che nasce dalla lettura del libro di Nereide Rudas, L'isola dei coralli, un libro meraviglioso, poco conosciuto devo dire, dove lei affronta il tema della servitudine partendo dai disagi, da una sorta di malinconia interna che il sardo si porta nella vita, cioè noi usciamo fuori e subito c'è qualcosa che ci richiama indietro, è qualcosa che è inspiegabile, no? E lavorando all'interno di questo meraviglioso libro sono finito, pensate, a delle relazioni del Novecento di un certo dottor Salaris che raccontava del vento, il vento. Chi non è sardo e vuole capire la Sardegna non deve andare nel perimetro della Sardegna, no? Dove passa il mare, no? Dove il mare tocca la costa, deve andare sul Gennargentu e ascoltare il vento che passa. E il vento racconta la nostra terra. Oppure deve vivere la notte. Dove la trovate la notte? La notte è diventata un ragionamento dei poeti, e più i poeti ragionano della notte, meno la notte si comprende. I pastori conoscono la notte, quando devono ascoltare le pecore per sentire se sul margiane sta passando e sta entrando per portarne via una. La notte, con le sue luci, che guidava nella transumanza, e non c'era mica la bussola o che ne so, il tom tom. Le stelle del cielo guidavano i pastori la notte, che viaggiavano di strada in sentieri che abbiamo dimenticato. E allora quindi io ho sentito l'esigenza di raccontare questa appartenenza, che non è un'appartenenza culturale, è un'appartenenza antropologica, profonda, questa grande madre. E quindi tutto il tema, tutto ciò che abbiamo affrontato nel 2014, quest'anno, dall'inizio, da gennaio fino appunto adesso che stiamo terminando l'anno, è stato affrontare questo tema dell'appartenenza partendo dal sentirsi figlio di una terra. E quindi abbiamo raccontato tutta una Sardegna che parte dalla maternità e dalla figliolanza, che sono due cose che sono speculari. Non c'è maternità senza figliolanza, non c'è figliolanza senza maternità. E da lì abbiamo costruito questo spettacolo, abbiamo inventato un progetto musicale, quindi abbiamo formato una band che si chiama Grande Madre Band, abbiamo fatto una trasmissione in 4 puntate su Videolina dove abbiamo raccontato la Sardegna partendo dalla letteratura, e poi siamo qui. Stasera siamo a San Sperate dove faremo lo spettacolo completo con la band, e oggi cercheremo di riassumere perché poi alla fine quello che conta, a prescindere da tutto, è emozionarsi. Io vorrei sentirmi sardo con lo sguardo di una madre che vede il suo figlio quando nasce. Questo è essere sardi per me, non c'è altro. Questa purezza di sentimento che ti esce fuori dal cuore e ti commuove. Il resto poi dopo diventa tante altre cose, dove
possiamo più o meno essere coinvolti o divisi, ma quella purezza non c'è nessuna mediazione culturale che può definirla. Da lì sono partito e da lì parto creando la prima immagine di questo spettacolo, che è la notte. In questa notte un pastorello di 11 anni, noi oggi diremmo che è stato venduto dal padre per 1 anno a un pastore. Allora era, questo ha fatto il suo contratto, 1 anno andrà in suo sozio in Gunisi, poi va il suo pastoreddo, va lì a fare il pastorello per 1 anno in cambio di 2 sacchi di grano e 2 agnellini, 1 anno lì. Questo pippieddu, zuada, succada, salita de sabrabei, poi cenai, poi non c'è altro, succhia il latte della capra, della pecora per cenare e sta da solo a 11 anni. Ne ho intervistato tantissimi nella mia trasmissione, ho sentito che mi raccontavano questo, alcuni piangendo, mi dicevano era giusto essere privati di un'età nella quale si deve andare a giocare per andare a fare il servo pastore circondato dalla notte. Quel pastorello aveva un miracolo tra le mani, qualcosa che illuminava la notte. Questo suono gli faceva compagnia nel buio. E il buio spariva, e lì lui scopriva che il buio era principalmente dentro il suo cuore e la paura aveva un nome che poteva essere sconfitto. Tutto ciò che ha un nome può essere sconfitto se fa paura. E quindi aveva imparato lì a 11 anni che doveva guardare più lontano del buio, e questo suono lo portava lontano. E allora la madre di questo fanciullo che lo aspettava, che stava zitta perché non voleva indebolire il figlio, che quando il padre diceva, che tradotto in italiano significa devi andare perché per guadagnare il pane che serve per te tu devi andare a lavorare lì per 1 anno in quella ovile e sopportare tutto ciò che succederà senza mai lamentarti, perché poi alla fine il sardo è una lingua molto organica, cioè vuol dire tutte queste cose, e il figlio rispondeva così, che vuol dire va bene babbo, e guardava la mamma così per avere una risposta, e la risposta della madre era, che vuol dire vai e affronta il tuo nemico, e lui lì andava, ma lei restava con questo legame profondo nel suo cuore. Anche lei la notte guardava la luna sperando che il figlio stesse guardando quella stessa luna per incrociare i loro sguardi riflessi da quella luna, lui e lei lì nel buio, lei silenziosa. Beh, questa madre capace di dare al mondo tanti di quei figli che hanno costruito il futuro lentamente, a lei io dedico questa storia. E tutto comincia con una leggenda che mi venne raccontata da un vecchio pastore a Ulassai. Mi raccontò di Mammai e di Issu, mi disse così: Mammai via da renegare a me da poita Issu quando io so prima sonnendi io da now che t'ha fatto? Che t'ha fatto? Voi te sei spollinco, non sa che sei spollinco, che ti succede? Ma te non ci trovo nulla, e stai a Issa, ma mai a pigliare questa cosa, date pappare, mi l'ha fatta pappare a me pure, ma Issu non l'aveva difesa, ma mai si era arrabbiata. E allora aveva detto, in esilio, nell'isola dove crescono rocce, spine, e dove passa il vento che ti costringerà a riprendere il lavoro ogni volta, via. E l'aveva mandato Mammai e Issu nell'isola a forma di sandalo con spine, rocce e vento. E Mammai, arrabbiata, non gli aveva parlato più. Se ne stava chiusa nella sua roccia senza mai parlare. E Issu era disperato perché si sentiva solo. E così una notte salì su l'Ennargentu e si sedette guardando il cielo pieno di solitudine. Ecco che quella notte Eus primo sonnendi, Eus primo cantendi, si sedette vicino a lui e disse: ti manca, Fai una cosa,
vai lì all'argine del fiume e prendi una canna e portala qui da me. Allora Issu, che non sapeva, non capiva, andò all'argine del fiume, prese la canna e andò da Eusu primo Sonnendi sulla vetta dell'Energentu. Nel frattempo Eusu primo Sonnendi aveva acchiappato il vento e come vide quella canna disse, lo mise dentro la canna e disse: ora soffia il vento dentro la canna. Lui mise la canna in bocca e cominciò a suonare il vento, mettendoci tutta la sofferenza della sua solitudine, ed uscì fuori questo suono. E man mano sentì questo suono chiuso nella sua grotta e si sentì attratta da questo suono nella notte. Così uscì fuori dalla grotta e lo seguì e vide che davanti a lei, nel buio, circondato dalla luce delle stelle e della luna, c'era il suo compagno, Issu. Lo guardò, lo sentì suonare con un dolore profondo, era un suono che nasceva dall'anima ed era il vento che suonava con lui. Lo guardò di nuovo e disse, vide tutta la sua fragilità, e sapeva che quella fragilità l'avrebbe messa in croce, l'avrebbe fatta soffrire. Lo guardò ancora e capì che doveva dare una risposta e che quella risposta sarebbe stata per sempre. Allora lo guardò di nuovo e lo vide e disse, ecco, quella ferita nel suo cuore mi ha fatto innamorare. Andò ad abbracciarlo e i due divennero una scultura che aspettò l'alba, e l'indomani mattina, quando lei si svegliò, si trovò abbracciata a lui e sentì che qualcosa dentro di lei era cambiato. Ed ecco che vennero le Janas. Sajjana Maestra si avvicinò a lei e disse, tu ora sei come la terra, dentro te c'è la vita e questa vita ti farà crescere, ma questa vita genererà sofferenza, perché la vita genera sofferenza e la sofferenza non sempre genera amore. Tuttavia, tu, dando amore, farai crescere questa vita. Attaccata a questa vita ci sarà il cibo, come il grano. Tu diventerai come il pane. Sarai cibo per questo figlio che crescerà in te. E lei allora disse, non aveva capito niente di tutto questo, disse, voglio andarlo a dire a Issu. Non puoi dirlo. È un segreto. Lui combatte la morte e suona col suono del vento, e questa è la sua battaglia. Tu invece conoscerai il segreto del dolore che dà la vita. Nulla che è vivo può essere vivo se non si ciba del dolore, perché il dolore ti trasformerà e diventerai altra. E così la vita cominciò a crescere dentro di lei e lei si trovò a diventare madre, e diventando madre le Janas arrivarono e la presero e la portarono su un altare di trachite, la misero lì e cominciarono a danzare attorno a lei, danzando, e mentre lei sentiva il dolore che nasceva dentro di lei diceva, questo è dare la vita, sì, è questo dare la vita, ma fa male, certo che fa male, è per questo che si dice vita, perché se non fa male non è vita, e tu dando la vita diventerai cibo. E così lei cominciò a partorire il primo figlio che nacque mentre le Janas danzavano attorno a lei, come si danzava attorno al pozzo sacro, come si danzava attorno al campo di grano, come si danzava seguendo le stelle del cielo. Lei dava la vita, e allora mentre nasceva il primo figlio lo presero in braccio e lo mostrarono le Janas e lo chiamarono Primo Villu, e lei disse, è mio figlio, ma Sajjana Maestra disse, no, non è tuo figlio, non è possesso, è della terra. Nacquero altri figli e figli e figli. Nacque un altro figlio, si chiamava Arriso,
E Arriso e suo primo figlio si sposarono, una con Arriso con Logia e l'altra con Raminosa e Logia. Le due mogli fecero altri figli e figli dei figli e si sposarono, uno era contadino e l'altro era pastore. E allora cominciarono a lavorare moltissimo. Suo primo figlio zappava e spaccava la roccia per trasformarla in terra, mentre Arrisu pascolava le capre, le pecore, andava sempre lontano, ma insieme i due clan si radunavano nella capanna di Mammai e raccontavano storie finché a un certo punto dovette andare sempre più lontano Arrisu. Allora Issu andò da Arrisu e disse: senti, io ti voglio dare un segreto, il segreto del suono e del vento, che ti terrà compagnia e non sentirai nostalgia quando dovrai andare a fare il tuo lavoro. E gli consegnò il suono delle launettas. E lui, prendendo questo suono con sé, non aveva più solitudine. E quando tornava ogni 20-30 giorni all'accampamento, quando parlava, tutti dovevano tacere perché Mammai voleva sentire lui suonare. Suo primo figlio si sentì scalzato e disse: a me non mi sta bene che lui, quando viene, parli e suoni, e io venga messo in secondo piano. Così decise che la vendetta che sentiva, sa revesa, che sentiva nascere dal suo cuore come un sangue che circolava dalle vene, doveva trovare sfogo. E allora lo convocò una mattina in un campo che lui aveva ottenuto. Là c'era questo campo straordinario, dice: qua farai un pascolo e cammina. Arriso si tolse i calzari perché un tempo la terra era talmente sacra che neppure un granello veniva portata via. Si tolse i calzari e mise i piedi sulla terra e sentì che era buona per il pascolo e si voltò verso il fratello e disse sì, ma il fratello aveva in mano una roncola, lo guardò e lo colpì. Cadde a terra. Arriso sporcò del suo sangue la terra. La terra assaggiò il sangue di uomo per la prima volta e gridò. Allora suo primo figlio si rese conto che la rabbia era stata troppo e si mise a correre e fuggì. Quella notte all'accampamento nessuno dei figli di suo primo figlio andò da Mammai, neanche la moglie Raminosa, nessuno. E invece i figli di Arrisu con la moglie Lugia aspettavano il padre che ancora non era tornato. La madre disse al figlio: vai al campo tale dove aveva appuntamento con suo primo figlio. E così il figlio andò e vide il padre morto. Lo portò alla madre, glielo mise davanti. Lucia corse verso Mammai e vide il corpo morto del marito. Lo sapevo che non dovevo permettergli di andare. Avevo sognato il corvo che volava sulla nostra casa, il topolino che era entrato in casa spaventando il bambino, un corvo maledetto. Allora prese il corpo del marito e cominciò a piangerlo, così. Oladu estono golvo malaitu, a chi regam santo esto ladu, brincadu est in 6 anni uno zorighitu, e subizzin se sta sonconadu. Scura s'addie, scura poi in sugoro, si sposo me un'antorra e deo moro. Scura s'addie, scura poi in sugoro, si sposo me un'antorra e deo moro. Ninao, non piangas caro vizio, nanae, consolatemi Deo, nanao,
non piange sfizugar. Nanna e nanna o deo moro de disido. Allora Lucia guardò Raminosa, poi guardò i suoi figli e disse: andate. E i figli seguirono la direzione che Lucia aveva dato al destino, la vendetta. Questi con le torce accese andarono fino alla casa dei figli di Arisu e gettarono delle torce accese sulle case che presero fuoco. Allora i figli di Soprimovilo presero delle torce e gettarono a loro volta le torce accese sulle case dei figli di Arisu. E i figli di Arisu allora andarono e bruciarono tutti i campi seminati a grano dei figli di Soprimovilo. E i figli di Soprimovilo andarono e avvelenarono tutti i pozzi dove si abbeveravano tutti gli animali dei figli di Arisu. E allora si incrociarono e si diedero appuntamento in una piazza che si chiamava Socidrocio e lì decisero che dovevano uccidersi l'uno con l'altro, con zappe, coltelli, con tutto ciò che potevano avere per ferire e offendere, sassi, e cominciarono ad uccidersi l'uno con l'altro finché venne Mammai e disse: basta! Ricordatevi che siete dello stesso sangue, siete tutti figli e figli dei miei figli. La vendetta è un dovere. Ed è giusto che la vendetta esista, ma ci siano delle regole tra vendetta e vendetta. E così cominciò a elencare un elenco di norme normative che ci portano fino al codice della vendetta barbaricina, spiegando che ogni madre avrebbe dovuto spiegare al figlio che cosa è la vendetta e che la vendetta non deve colpire chi non è complice e chi non mostra con segni concreti alleanze oppure simpatie per l'uno o per l'altro. Ma mai mentre diceva questo pensava che i suoi figli non sarebbero più tornati. Raminosa pensò che il suo letto sarebbe stato freddo per tutta la vita e Lucia pensò che il suo cuore non batteva più. Il tempo passò il tempo e le Gianas però ancora scendevano, po' Sasemine, po' Sincungia, po' Badai su Bardu, desi Stellasa, il ballo delle stelle. Oggi noi lo chiamiamo ballo sardo e quelli che erano i vestiti della festa li chiamiamo costumi, come se fossero degli atti teatrali, ma allora era un simbolo profondo del rapporto con la terra e si danzava attorno ai pozzi sacri, si danzava ed era una danza magica e non masticavano la ciungomma quando ballavano questo ballo, perché era un ballo rituale profondo, non avevano orologi, non avevano oggetti che potevano offendere la terra. Le Gianas lì andavano e le Gianas guardarono la ferita che si porta appresso ogni uomo, ogni maschio sulla terra, questa ferita profonda, e alcune di loro si innamorarono di quella debolezza e andarono da Sajjana Maestra e dissero: noi vogliamo stare con questi uomini. Sajjana Maestra disse: non potete, siete delle Gianas, loro sono mortali, voi siete immortali. E loro dissero: noi rinunciamo all'immortalità per stare con loro, ma morirete, non importa, perché l'amore è più forte della morte. Avete dei figli e non potrete dire a nessuno che sono figli di Gianas. Questi figli sentiranno il vento passare e sentiranno voci, sapranno leggere le profezie nel grano messo nell'acqua, conosceranno parole che non sapranno da dove sono nate, brebusu, parola serchetasa, ma nessuno saprà spiegare il perché di tutto questo, e voi non potrete spiegarlo. Saranno malinconici e poeti e canteranno canti, ma non sapranno il perché. Questa malinconia è la condanna del vostro amore. Non importa, noi amiamo questi uomini hanno bisogno di amore. E così decisero di vivere insieme e se ne andarono da quella comunità e andarono in un posto in mezzo a una vecchia foresta amena che chiamarono Samama Koyada, che nel tempo diventò Mamoyada. E così un giorno vennero dal mare
degli uomini che vennero senza rispetto dal mare, vennero uomini su delle navi, vennero con delle armi che nessuno aveva mai conosciuto, arrivarono e non rispettavano, e quando videro le Janas vestite con i corpetti pieni di diamanti si gettarono contro di loro per strappargli i diamanti. Allora Sajjana Maestra fermò la danza e disse: basta, è finito il tempo delle Janas, via. Allora levati andarono e dissero: ma anche noi dobbiamo andare. È finito il tempo delle Janas, dobbiamo andare. Ma noi amiamo questi uomini, non puoi privarci di questo amore, saremo morte. E allora vi trasformerò in fontana. E così trasformò queste Janas in fontane. Se voi andate a Mamoyada troverete che ci sono centinaia di fonti segrete che pochi conoscono. E da lì sgorga un'acqua dolce e buona. Quella è l'acqua dell'amore. E se voi andate a berne, andate a berne, perché in questo mondo c'è bisogno solo di quell'acqua e c'è bisogno solo d'amore. Ma passò il tempo e gli uomini che bevono quell'acqua sentono una profonda nostalgia, e dopo che hanno bevuto quell'acqua cantano un canto che più o meno fa così: non potrei posare amore con noi, pensando a te e so d'ogni momento, non istessa tristura prenda de oro, né in suo dispiacere un pensamento, t'assicuro che a te solo de amor, catamo forte t'amo, amore meu prenda de stimare, s'affetto meu a te solo è stato. E così il tempo passa. Io bevo un po' d'acqua anche perché, scusate, passa il tempo e vengono dal mare altri popoli che portano altri dei, e portano soprattutto questo uomo Dio appeso su una croce, che ha sacerdoti che non capiscono il messaggio di libertà che egli propugna per le genti, e pensano che il male del mondo sono le donne col volto scoperto e i capelli liberi e che guardano negli occhi tutto ciò che sta attorno. E allora questi uomini che servono questo Dio appeso sulla croce che dovrebbe liberare l'uomo imprigiona la donna. E i capelli non devono essere visti, e il corpo nascosto, e tutto ciò che sta attorno al corpo sempre più nascosto, e non possono più usare isparare a serchetasa e isbrebusu. Ma allora ecco che l'uomo appeso sulla croce manda una madre. È il 25 marzo del 1370 quando una nave parte dalla Spagna. Una giornata come questa, la nave va verso Napoli, ma ecco che a un certo punto scoppia una tempesta improvvisa a mezza strada, onde gigantesche si abbattono sulla nave, all'improvviso il cielo si è inscurito, tuoni e fulmini si abbattono sulla nave, vengono abbassate le vele, il capitano dice: gettate tutto in mare, gettano tutto ciò che trovano nella pancia della nave finché vedono una cassa che nessuno aveva mai visto, gettano la cassa in mare e si ferma la tempesta. La cassa si muove per andare verso il golfo di Cagliè, come chiamano gli aragonesi Cagliari, Cagliè, e verrà portata dalla corrente in una spiaggetta chiamata della Buenos Aires. Ed ecco che questa casa si incaglia, ed ecco tutti i vagabondi che sanno che ogni volta che c'è tempesta le navi affondano, tutto quanto viene portato lì, si gettano su tutti gli oggetti che la nave ha gettato, e anche sulla casa cercano di aprirla, ma un bambino che era stato muto fino a quel momento dice: no, quella cassa dei padri mercedari. E allora così i padri mercedari vengono chiamati, vanno, aprono la cassa, e dentro la casa c'è una Madonna con un bambino. Non capiscono, ma le donne sì, capiscono. La portano dentro la chiesa di Nostra Signora della Mercede, ed ecco che lì avviene un altro miracolo.
La statua di Nostra Signora della Mercede stava nell'altare maggiore. E così la notte succede che questa signora venuta dal mare sostituisce la statua di Nostra Signora della Mercede. E allora il priore si arrabbia moltissimo e dice: chi è stato? Ma la chiesa era chiusa! E lui capisce. Da quel momento nasce la Virgin de Buenos Aires, la Vergine di Buenos Aires, il segno, come sapete i quadri di Fontana, qui e lì insieme, per i servi dell'uomo Dio e per le grandi madri. Passa il tempo, una fanciulla di 6 anni a cui hanno fatto bere Sacqua de Suscaresci, ma non ha dimenticato il suo nome, mentre suo fratello suo fratello che quando nacque con gli occhi aperti, lo chiamarono occhio di pietra i poeti di corte, ma quando nacque lei un'aquila si poggiò sul pinnacolo del castello e gli uomini andarono con dei bastoni per cacciare via l'aquila, ma l'aquila non andava via, e allora i trovatori e i trovieri di corte cominciarono a cantare poemi sull'aquila che non fugge. Nome di questa bambina è Eleonora. A 6 anni sentì una voce dentro sé che la chiamava. Uscì dal castello per andare verso una grande fioritura di ferula che nascondeva l'ingresso di una grotta. Entrò dentro la grotta e dentro la grotta trovò 3 vecchie che tessevano un filo. La più vecchia prese il filo rosso, guardò la fanciulla e disse: questa è la tua vita, fanciulla. Se tu accetterai il tuo destino, sappi che la vita cambierà di questa gente. E qual è il mio destino, vecchia? Tu prenderai in mano una spada che giungerà dall'Africa. Conoscerai parole segrete che nessuno ti ha insegnato. Mangerai la foglia magica che ti darà il potere della preveggenza e metterai le mani nei corpi delle donne e guarirai ogni loro dolore. Sarai un segno nei tempi e tutto il tuo popolo ti ricorderà nei secoli come il riscatto desiderato. Quella spada verrà nascosta e l'aquila ti guiderà sempre. Però sappi che tutto questo ti costerà l'amore. Tutto ciò che ami ti verrà tolto pezzo per pezzo. Tuo padre, tua madre, tuo fratello, tua nipote, tuo figlio. Ma il destino dei grandi passa attraverso autostrade di dolore. Tu accetti questo destino? Sì. Allora prendi questo filo, fanciulla. Il tuo nome segreto è Leonora Arbaré. Lei prese questo filo e guardò la vecchia. La vecchia allora disse: prendi questo cuore. È un cuore di passerotto. E cantò questo canto così. Coro de pilonetto pittiu pittiu, corito pizzinetto che conchia gol, con sapontesso pei tappo sprammio, e m'ha slassato una pinna de ala sulla. Coro de pilonetto pittiu pittiu, pittiu pittiu, pittiu pittiu, pittiu pittiu, ha slassato su nio, tinci se spolau, a pizzos de un campo de gardillonis, desespera se tremi se prancis a sunconis. Con so che tu mi tenis in sospetto, ma te non tengo nece e noi d'aspetto. Ti bollo tanti beni e mi fai spena su tiu tiu. Ti bollo tanti beni, torra all'irgo, torra su niu, pizzino, torra su niu. Coro de pilonetto pittiu pittiu, pittiu pittiu, pittiu pittiu. E così la fanciulla andò incontro al suo destino, e fu un destino con nemici che arrivavano dal mare, e lei combatté usando la spada di prete Gianni che gli era stata consegnata da lui in persona alla sua corte. E il tempo passò e le donne nascondersi dovevano quando praticavano le loro arti antiche. Giulia Carta, messa in prigione, torturata, ricevette la visita in carcere di una donna che apparve dentro la cella e disse: non ti arrendere e non morire. Pasché da Zao
a Nuoro, 1875, la ribellione della gente che scende in piazza e dice basta. Lei, piccola, vedova, si ribella e dice: chi è che ha i pantaloni in questo? Gli uomini o le donne? Ci ribelliamo allora alla privatizzazione. Si chiamava privatizzazione allora. Avevano preso le terre dei contadini e le avevano detto: chi le compra, le compra. Dove i contadini ogni anno andavano e coltivavano, no? Erano in comune. E chiaramente questi soldi non ne avevano e comprarono quelli che l'avevano prima e loro rimasero senza niente. Lei si ribellò. Insomma, arriviamo all'ultimo personaggio femminile, accorciamo un po' lo spettacolo, arriviamo alla fine. Pasca de Vaddis. Pasca de Vaddis era una banditessa secondo le locandine, i tazebao che appendevano da ogni parte. Pasca de Vaddis, quando era fanciulla, leggeva il cuore della gente, aveva la visione e leggeva il futuro, il presente e leggeva ogni cosa, e questo dono lei non amava perché sapeva dal cuore della gente ciò che sarebbe capitato e questo per lei era un peso. Si era trovata ficcata dentro una faida terribile, orgoglioso, le dovette fuggire perché è accusata di omicidio e si dovette nascondere in una grotta nascosta da tutti. E una notte lei sentì che il freddo non era più freddo e sentì che il calore del suo corpo andava via e sentì che le sue palpebre erano stanche e si chiudevano e sentì che tutto andava via. Allora chiamò i 6 uomini che stavano con lei nella grotta e disse loro: io devo andare. E chiuse gli occhi e morì così. Allora gli uomini si guardarono l'un l'altro. Uno, arrabbiato, tirò un calcio al falò e disse: questa donna non deve stare qui, deve essere portata nella sua casa. Nessuno deve morire fuori casa o la sua anima si sperderà. Così presero il corpo di Pasca de Vaddis e lo portarono, rischiando di essere catturati dai dragoni, nella sua casa. Nella casa dei de Vaddis era rimasto solo una sorellina di 13 anni. Tutti gli altri, compreso la nonna, era stata messa in prigione. La vestirono da sposa, lei non si era potuta sposare perché il suo uomo era in prigione da 2 anni. E la misero coi piedi rivolti alla porta, di modo che potesse intraprendere il suo viaggio verso il mondo della morte, il mistero grande. Pasca de Vaddis è l'ultima grande madre. Ma non sono sparite le grandi madri, perché noi pensiamo che le grandi madri siano tutte persone famose, conosciute. Le grandi madri sono le nostre madri, che hanno partorito i loro figli fregandosene delle previsioni degli economi, che dicono che il futuro non esiste. Ma il futuro è dare la vita, il futuro è nascere, e finché ci saranno donne che partoriranno figli, il futuro non terminerà mai. A loro è dedicato questo spettacolo. Grazie. Andrea Congia, Carolina Casula. Stasera voi sarete qua, noi siamo a San Sperate che facciamo lo spettacolo con la Grande Madre Band, quindi lo spettacolo più sostanzioso. Mi sono un po' accorciato perché mi rendo conto che è faticoso stare qua col caldo. Grazie per avermi ascoltato, grazie per aver condiviso con me questo desiderio di futuro, questo desiderio di amore condiviso. Non è un amore fatto dai poeti, l'amore più se ne parla meno ce n'è, l'amore è dare, non è prendere, per cui spero che questo diventi un programma di lavoro di qualche partito politico, non mi dispiacerebbe, grazie.